Quella che abbiamo di fronte è una preziosissima serie di incisioni di Max Klinger, l'artista tedesco che ebbe una grandissima influenza su altri grandi artisti come per esempio De Chirico o lo stesso Herbst. Quello che racconta Klinger nella serie del ritrovamento del guanto è un sogno che egli realizza nel 1880, prima che Freud scrivesse l'importantissima interpretazione dei sogni. Che cosa racconta il sogno? Una signorina pattinando perde un guanto, il pittore lo raccoglie e questo guanto cambia la sua vita, si trasforma in desiderio, passione, paura, tormento. Il soggetto quindi dell'opera è per la prima volta l'emozione, il sogno, il desiderio, dove anche gli oggetti animati diventano animati e scatenano le più tremende e affascinanti pulsioni all'interno dell'animo umano.